La ferrovia ionica, certo. Ho sentito lunedì quando è venuto in trasmissione che lei gli aveva accennato ai trasporti, però nessuno in Calabria gli ha detto aggiustiamo questa ferrovia ionica. Grazie. Perché veramente non se ne può più. Grazie. Non passa più un Intercity, c'era l'Espresso di Roma e ce l'hanno tagliato. Fino a quando ci vogliono tagliare fuori dalla Calabria? Fino a quando ci vogliono tagliare fuori dalla Calabria? Io credo che lei... Non c'è uno che ci stanno tagliando fuori, non c'è uno che dice mi alzo la mattina per far passare un Intercity, per fare il doppio binario, per fare l'elettrificazione, nulla di tutto ciò. Ci sono solo le lettorine che da Reggio Calabria per andare alla Mezztermine Vercelli ci vogliono 5 ore, una cosa scandalosa. Io so che il Presidente non ha purtroppo la bacchetta magica perché problemi in Calabria ce ne stanno tanti, ma io vorrei non ora, domani, in un futuro, che almeno vediamo qualcosa più decente nelle nostre ferrovie. Grazie. E anche i turisti quando vengono dicono che non abbiamo i treni a carbone, voglio dire, anche per la presa in giro dei signori del nord. Lo so, dalla dignità e di rispetto. Io la ringrazio, Presidente. Grazie a lei. Mi pare che sia bando stabilimenti balneari. Le do la possibilità di prendere un bicchiere d'acqua, un buon caffè Guglielmo, perché noi abbiamo un'azienda che ci sponsorizza, il tempo di respirare e noi visto che abbiamo ancora 30 minuti col Presidente perché poi deve andare via come eravamo d'accordo per quanto riguarda l'impegno di quest'oggi. Pronto? 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 Buonasera, chi parla? Sono Rosario Russo, telefono da Catanzaro. Buonasera, Rosario Lino, Russo da Catanzaro, prego Rosario. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui e grazie a Lino che ci dà questa opportunità. Grazie a lei. Io voglio parlare, ho molto condiviso la sua precedente puntata, la puntata precedente in cui dicendo della necessità di costruire, di finire la cittadella universitaria, ha addotto come motivazioni il risparmio degli affitti e la possibilità dei vari uffici di comunicare tra di loro in maniera più precisa. Questo è un piccolo preambolo, ma volevo dire, la legge 38 su terapie del dolore e cure palliative ha dato delle cose certe su sia l'uno che l'altro. In effetti i suoi uffici, la direzione generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politica Sociale, in maniera precisa e devo dire abbastanza tempestiva, ha istituito delle commissioni per produrre delle linee guida che dovevano servire alle aziende per i loro piani aziendali, linee guida ben precise. Successivamente, e qui viene la poca comunicazione tra gli uffici secondo me, un altro ufficio, l'ufficio dell'alto commissario, stila finalmente la nuova distribuzione di posti letto con la 136, che è la legge, il decreto che termina la dislocazione dei posti letto, ma praticamente in Calabria non esistono più posti letto di terapia del dolore e cure palliative, ad eccezione invece di 10 posti letto che nascono così dal nulla a Cosenza con la precedente 106. Io do dei numeri, ma purtroppo sono dei decreti così. Ora, io vorrei sapere, non stiamo perdendo come Calabria l'opportunità di applicare una legge dello Stato, la 38 del 2011, che ci dava proprio l'indicazione dei posti letto per l'hub, e gli hub li ha istituiti la Regione, non è che ce li siamo inventati noi operatori. Presidente, vuole rimanere un attimo con il dottor Russo, eventualmente vuole confrontarsi velocemente, se per così qualche altro punto vuole chiarire o basta la domanda? No.
No, basta la domanda, perché anche avrei ovviamente... Finisco subito dicendo che anche laddove posti letto esistevano sono stati cancellati e purtroppo noi per lavorare in questo settore abbiamo bisogno di posti letto. Noi facciamo tra l'altro anche bambini e lei ha visitato il centro al Ciaccio e penso che in quell'occasione sia rimasto un pochettino così meravigliato di quello che succedeva. La ringrazio e spero... Ma quindi anche gli hub sono, secondo lei, tranne Cosenza, privi di questo... Tutti gli hub che la Regione ha istituito con un decreto precedente, gli hub sono stati dati nelle 3 aziende, sì, o meglio nelle 4 aziende si diceva, tutti i posti letto sono stati cancellati. Con la 106 in cui si dava la distribuzione dei posti letto in tutte le aziende, ad eccezione dell'azienda di Catanzaro e dell'università, che è stato poi integrato con il decreto 136, io li ho riletti tutti, non esistono più posti di terapia del dolore e di cure palliative. Premetto, non ho difficoltà a metterci la faccia, io sono il responsabile della terapia del dolore di Catanzaro, lì non mi conosce. Io avevo dei posti letto, pochi, ma erano quelli che servivano alla nostra popolazione, evidentemente. Questi posti letto sono stati con la 136 cancellati, sia per quanto riguarda terapia del dolore che per quanto riguarda cure palliative. Scusi un attimo, dottore. Però, dottore, scusi, poi per carità, insomma, la cosa, voglio dire, è differente, nel senso quello che vado a dire, ma poi alla fine capisco che ha anche una ricaduta non certamente positiva sulle persone. Sono stati completamente, chiusi i reparti, non ci saranno più le strutture complesse, oppure i posti letto non sono stati recuperati neanche? No, strutture complesse in Calabria di terapia del dolore non ce n'è. Non ce n'è. Sembra, io le dico sembra perché il condizionale è d'obbligo, sembra che l'unica struttura complessa ex novo istituita per uno scambio di posti di strutture complesse sia quella di Cosenza, dove dal nulla esistente sorgono 10 posti. Io sono contento di quello che gli altri riescono ad ottenere, badi bene, non è una rivendicazione contro qualcuno, no, assolutamente, è semplicemente dire c'è una legge italiana che prevede questo, ci sono dei decreti regionali che dicono quali sono gli hub, ci sono le indicazioni di cosa sono, di quali sono le caratteristiche di un hub, un ufficio della regione, disconoscendo quello che un altro ufficio della regione ha prodotto, di fatto cancella dei posti letto. Che poi il mio direttore generale, decida per sua iniziativa di assegnare comunque dei posti letto, questa è un'altra cosa, però sulla carta i decreti della Regione Calabria emanati di fatto azzerano tutto, tranne Cosenza. Grazie, dottor Russo, risponde subito, tra poco risponde il Presidente. Perché effettivamente quello che ha detto il dottor Russo? Che ha detto il dottor Russo, a me risulta che ovviamente poi avrò il piacere di incontrarlo magari nei prossimi giorni. A me risulta che il percorso della terapia del dolore è rimasto invariato sui 3 hub calabresi, quindi Catanzaro, Reggio e Cosenza. Però se lui è responsabile... Sì, però siccome questo... Non è che l'ha detto un dottore, è lui il responsabile di Catanzaro? Sì, ma ancora non siamo nella fase di attuazione, secondo me. Quindi ovviamente andremo a verificarlo. Perfetto. A brevissimo e poi sarò a mia cura a contattarlo. Anche incontrare il dottor Russo direttamente dallo staff. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Maria Lauricella da Corigliano Taranto. Buonasera signor Polimene e buonasera Presidente. Buonasera, prego. E allora, volevo, non domande, ma volevo chiarire al Presidente una cosa. Qui tra Corigliano e Rossano c'è una lotta a chi si deve ottenere il reparto di ginecologia e ostetricia. La verità di Corigliano è un'altra, l'incompetenza.
la non professionalità, le continue negligenze gravissime da parte dei medici. Quei medici, e me ne assumo piena responsabilità di ciò che dico, perché tra l'altro mia figlia è vittima proprio della malasanità, ma della negligenza e della non professionalità di questi medici. Medici messi lì dai politici in cambio di voti. Noi abbiamo fatto denuncia penale con nome e cognome. Non si può vivere una situazione del genere. Mia figlia è viva grazie ed esclusivamente dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. Qui continuavano a dire che la bambina stava bene, la bambina non dava nessun segno di vita. Proprio il primario della pediatria di qua, di Corigliano, ha suggerito a noi di fuggire e di andare subito al Bambino Gesù, dopo aver intuito la non professionalità dei suoi colleghi, ma purtroppo non poteva prenderla con i colleghi. Ha detto solo a noi: andate a Roma. Questa è una situazione dove a noi genitori ci ha portato in 2 anni a fare 68 viaggi. Quando mia figlia ha solo ed esclusivamente la febbre, quando mia figlia ha un piccolo malessere, quando mia figlia ha una crisi epilettica, mia figlia ha delle patologie gravissime causate dalla negligenza e dal menefreghismo di questi medici che sono piazzati in quelle poltrone, in quelle parti, in cambio di voti. Signora, mi scusi signora. Le spiego una cosa. Chiedo scusa signora. Prego. Siccome questo è l'articolo 21, poi sì. Noi lo diciamo sempre. Volevo completare una cosa. Scusi signora. Ha una febbre. Sì. Le sembra giusto, Presidente Scopelliti, che io devo mettermi in contatto sempre col Bambino Gesù? Se mia figlia deve cambiare il palloncino della PEG è un sondino che è nello stomaco, è più esperto mio marito davanti a una persona che dovrebbe essere esperta e che dice di aver fatto degli studi per cambiare il palloncino, e mio marito ci riesce meglio? Questo è corretto? Signora, guardi, scusi, io sono uno di quelli che ha denunciato nel passato i politici, non è il caso del governatore Scopelliti, ma l'ho detto, scusi un attimo signora, mi faccia finire, l'ho detto con Loiero, l'ho detto con Chiara Vallotti, ho detto che i primari, quando viene promosso un primario, non deve essere promosso per aspetto politico, ma solamente per meritocrazia e per capacità. Spesso questo succede, lei ha perfettamente ragione, e quindi sentiamo anche la risposta del Presidente. La ringrazio. Pronto? 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 Buonasera, prego. Pronto? Prego, buonasera, dove chiama? Chiamo da Crotone. Prego, dica. Senta, io ho seguito l'altra volta l'intervento del Presidente Scopelliti sul problema del dissesto idrogeologico, soprattutto sulla provincia di Crotone, visto che quando piove un paio d'ore succede il finimondo, con il rischio che i paesi vengono isolati in un modo unico. Siccome si riferiva al discorso che c'erano dei soldi da poter cercare di ridurre il problema in Calabria, però visto che ha fatto riferimento anche all'urgenza del quarto aeroporto in Calabria, diceva che c'erano quella cifra disponibile e quindi bisognava utilizzarla o per uno o per l'altro obiettivo. Io credo che, visto che il governo sta cercando di chiudere altri 2 aeroporti, la necessità del quarto non so quale sia. Ok, grazie della domanda. Presidente, un'altra ancora? Un'altra, sì dai. Pronto? Buongiorno, sono Ferracco di Acri. Di Acri, prego signore, sì. Mi dica. Io vorrei parlare con il signor Presidente. Io sono Ferracco di Acri, ho avuto un grandissimo problema per problemi degli occhi. Ho fatto l'intervento a Cosenza e al primo intervento che ho fatto a Cosenza, non c'avevo niente agli occhi. Ho fatto l'intervento a Cosenza, ho perso l'occhio. 6 ore di intervento e perso l'occhio sinistro. Nel frattempo mi fanno il laser dall'altro occhio. Uno ho perso, poi all'altro ho 2 decimi. Sono con 200